in questi 5 anni ho dato veramente l'anima perché sono sempre stato presente a tutte le manifestazioni, a tutte quelle che erano, diciamo, le attività comunali, e non ho fatto un giorno di ferie e quindi il mio impegno con la città è stato grande. Le parole di Gian Antonio Darè, l'amarezza che va oltre i numeri del confronto elettorale, un terremoto che in pochi si aspettavano. A me spiace moltissimo per Tony Darè, perché è una persona che ci ha messo anima e corpo, addirittura rinunciando allo stipendio, facendo un sacco di attività, la caserma dei vigili, i carabinieri, il traforo. Penso che abbia pagato un grande conto rispetto al progetto del traforo. La Lega Nord in provincia di Treviso ha subito uno scossone, il partito del governatore del Veneto ha perso una delle sue roccaforti, non riuscendo neppure a riconfermare il sindaco uscente, già segretario provinciale del partito. Una sconfitta che, abbinata a quella di Preganziol con Martone e a quella di Mogliano con Azzolini, implica una riflessione profonda nel partito che negli ultimi 20 anni è stato alla guida della provincia di Treviso. Il commissario non è il segretario eletto dai militanti, questo è un dato, lo vedo anche a Padova, ed è inevitabile che la gestione sia diversa rispetto a quella di un segretario. Io mi auguro a Treviso come a Padova si vada quanto prima ai congressi provinciali. Il riferimento è all'assenza di una guida del Carroccio da quando Granello si è dimesso. Unico comune al ballottaggio dove il sindaco uscente è stato confermato è Paese, dove il primo cittadino si è comunque dovuto aggrappare i decimali, riuscendo a strappare la riconferma con lo 0,8% di margine su Mardegan. Non si riparte assolutamente, si continua. Grande continuità amministrativa e che i cittadini hanno apprezzato e quindi noi non possiamo deluderli. Progetti ci sono già in cantiere, quindi non ci sono tempi morti, avanti tutta, sprombattuto.